Questa iniziativa è nata all'interno ovviamente del progetto di educazione alla cittadinanza responsabile che questa scuola porta avanti da tanti anni con la collaborazione del coordinamento di Libera Mantova e la presenza questa mattina di Margherita Asta è una presenza simbolica perché Margherita Asta è un familiare di vittime di mafia e lei poi ci racconterà la sua storia familiare, la madre e i fratellini che sono stati uccisi in una strage di Pizzolungo nella quale doveva essere assassinato un giudice e di fronte a questo forte dolore Margherita ha scelto non di viverlo in modo privato ma di condividere la sua storia familiare cercando di stimolare in particolare i giovani a diventare protagonisti della loro vita e della società nella quale viviamo. Quella mattina io ero a scuola e pensavo, ero andata a scuola pensando di ritrovare mia mamma all'uscita dalla scuola, invece purtroppo quando mi vennero a prendere a scuola per portarmi a casa mi dissero che mia madre e i miei fratelli erano morti in un incidente. Mia mamma e i miei fratelli sono morti il 2 aprile dell'85 in un attentato preparato per uccidere il giudice Carlo Palermo. Destino, fatalità, la macchina di mia madre ha fatto da scudo al giudice Carlo Palermo. Lì vittime sicuramente Barbara che aveva 31 anni, Giuseppe e Salvatore, i miei fratelli gemelli che avevano 6 anni, ma vittime anche il giudice Carlo Palermo di cui nessuno si ricorda. È importante ricordare, fare memoria perché serve per conoscere un segmento della storia del nostro paese. Io dovevo scegliere se far la vittima e quindi continuare a piangermi addosso oppure dare un senso alla morte di mia mamma e dei miei fratelli, dare un senso alla mia vita diventando testimone responsabile, quindi raccontare quello che è accaduto non per far emozionare soltanto ma per far sì che dall'emozione si passi proprio al muoversi, all'agire, soltanto così realmente possiamo essere protagonisti del nostro tempo, non delegando agli altri quello che invece ciascuno di noi deve fare ed essere motore di cambiamento. Mi piace molto lo slogan di quest'anno, la verità illumina la giustizia, perché diciamo che la verità illumina un paese, una nazione, non solo una giustizia. E un paese degno di questo nome deve avere appunto una giustizia trasparente e chiara. Il Bonomi Mazzolari ha voluto questo incontro perché vuole aiutare i ragazzi a cogliere il valore delle istituzioni, a cogliere il senso profondo che hanno per la vita della nostra comunità, per la loro vita, anche se spesso non viene colto il senso, no? C'è distanza tra lo Stato e i territori e le storie personali e in questa situazione invece questa storia è venuta a incrociarsi in modo anche drammatico, però anche così ricco e pieno di senso. Lo sforzo è quello di aiutarli a entrare nella situazione che la signora ha vissuto e a capirne il senso e quindi l'obiettivo è quello che partecipino e che elaborino quello che viene discusso, viene detto.